Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parlerò della nuova playlist che ho fatto di social, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di iscrivervi anche al canale di Telegram in Magici Arcieri Bertoldini, dove alle 20:30 il decano Marietto Veneziano coadiuvati da Milas. Importante sapere che anche Milas ha sempre contribuito a far crescere il canale di Magici Arcieri Bertoldini e dietro le quinte lavora molto bene. Senza di lei sicuramente il decano Marietto Veneziano non sarebbero mai riusciti a farlo crescere così tanto, quindi è una parte importantissima, se non la più importante, del gruppo di Magici Arcieri Bertoldini, sebbene non scrive spesso. Bene, andiamo avanti. Se volete mettere anche dei commenti qui sotto la descrizione, delle domande o fare dei commenti o lasciare uno scritto, il vostro Marietto Veneziano è ben contento. Bene, perché adesso parlerò di questa novità, di questa playlist. Perché il vostro Marietto ha voluto fare questa playlist sui social, definendola social? Perché mi sono reso conto, girando qua e là sui social, appunto sul tubo, che praticamente ci sono di quelle persone che fanno di quelle filippiche sui sentimenti, giocano su questi giochi di parole. L'altro giorno, vi faccio un esempio, l'altro giorno ho seguito una tipo che parlava di una cosa, e metteva ad esempio la relazione tra un uomo e una donna, il suo comportamento di un narcisista, usava una terminologia inglese. Io pensavo, chissà che caspita di segreto mondiale dovrà dire questa signora. Insomma, praticamente questa ha parlato di 14 minuti con questa terminologia, quando tradotta nel come si suol dire, nella terminologia alla Marietto Veneziano, al massimo gli avrei dato flautolenza umana. E questo qui ha tirato fuori una terminologia inglese per spiegare un personaggio tipico maschile con magari problemi psichici, no? Però impacchettato e infiocchettato così bene che praticamente con questa terminologia questa qui ha parlato per 14 minuti di un atteggiamento da flautolenza umana, praticamente facendo passare questo problema psichico di questa persona come se fosse una cosa reale che praticamente molte persone hanno. E io sono restato lì 5-6 minuti, poi non ho più retto, dico, ma questa qui sta prendendo in giro tutti. Il problema è che questo personaggio qui ha un sacco di, come si suol dire, non seguaci, ma gente che l'ascolta, e anche il vostro Marietto, devo dire la verità, è rimasto ingabbiato dentro a cercare di capire cosa voleva comunicare questa signora qua, no? Che tra l'altro è una bravissima comunicatrice e si vende benissimo, però oggigiorno siamo un po' troppo invasi di queste terminologie anglofone, no? E il grande duce invece voleva tagliare corto, tagliamo corto, lasciamo fuori questi qui che arrivano a invaderci con i loro, come si suol dire, anglosismi. E quindi il vostro Marietto ha pensato bene di fare anche lui una party social per spiegare che certe cose anglosassoni, angolo di qui, angolo di là, tradotte umane, sì, effettivamente magari si possono chiamare narcisi, ci sono, però non bisogna dargli questa enfatizzazione, questa cosa qui. Questo qui praticamente ha parlato per 15 minuti per il semplice fatto che uno non gli, con un termine inglese, uno non gli rispondeva su WhatsApp. Cioè, voglio dire, va bene tutto, però se uno è una flautolenza umana tu puoi dargli tutti i fiocchetti e il pacchettino regalo che vuoi, ma flautolenza umana rimanerà sempre. Comunque, al di là di questo termine che è poco anglosassone, il concetto è che questa per 14 minuti ha diluito il brodino in tale modo che questa parola inglese aveva preso valore. Bene, cari amici, ho detto queste due parole solamente per spiegarvi che d'ora in avanti, quando parlerò di queste, non flautolenze umane, ma questi atteggiamenti da flautolenze, no? Il vostro Marietto li metterà nella scatoletta del social, quindi quando qualcuno vorrà sentire qualcosina di questi personaggi che vanno a distruggere i sentimenti di varie persone sul social,
il vostro Marietto la metterà lì. Bene cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiede di iscrivervi al canale del legale Marietto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.